Giampaolo Murru, commentiamo una sconfitta in casa dopo tanto tempo, però giocavate contro l'Ilva e soprattutto dopo 4 minuti eravate sotto, però poi la solita prova c'è stata, quando siete stati con un uomo in più avete spinto ancora maggiormente alla ricerca di questo pari, non è arrivato, però non vi rimangono i punti ma la prestazione c'è sempre. Sì, abbiamo fatto chiaramente il dispiacere di oggi è che non avevamo la possibilità di cambiare marcia, cambiare qualche giocatore, purtroppo eravamo ridotti all'osso, quindi non è... Però sono contento perché comunque i ragazzi hanno fatto bene, abbiamo giocato penso anche meglio dell'avversario, loro eravamo anche preparati per quanto riguarda le loro palline, quindi abbiamo provato, sapevamo del fallo laterale che comunque mi sa che hanno già fatto 4 gol sul fallo laterale. Eravamo preparati, però abbiamo trovato una squadra forte fisicamente e credo che quest'anno l'Ilva, oltre ai valori singoli dei giocatori, la sua forza è proprio a livello fisico. Io aggiungo Giampaolo che poi comunque nella partita loro fanno 4 cambi, entra Nicola Serra, entra i 2 Maitini, entrano Salas, tu l'hai ricordato all'inizio, ti mancavano almeno 3 giocatori più quelli squalificati, più Capellino che avevi in panchina ma che non potevi sfruttare. No, Capellino non l'ho portato, però non potevamo ancora, non era il caso di rischiarlo. No, come ti dicevo, purtroppo il rammarico è quello, poi i ragazzi abbiamo fatto una buona partita, siamo stati credo anche meglio degli avversari sul piano del gioco, sul palino, abbiamo sempre provato a fraseggiare, loro sfruttano le loro caratteristiche giocando con le palle lunghe, non hanno tenuto mai un pallone, non hanno mai giocato una palla. Ho cercato comunque di giocare, però sono bravi a sfruttare proprio sulle palle lunghe, sui loro giocatori fisicamente sono comunque strutturati. Non posso riprovare niente, abbiamo comunque fatto prestazione, siamo stati bravi, non siamo riusciti a pareggiare, niente. No Paolo, è chiaro che si poteva perdere con l'Ilva a prescindere anche con la Rosa al completo, però questa gara nasce dalla gara precedente, da Ghilarza, che è successo? Perché qua alla fine arrivate con 3 giocatori squalificati, si è perso un po' la testa. Domenica siamo andati ed eravamo in emergenza perché avevamo 4 infortunati. Oggi eravamo senza 7 giocatori perché i 4 non infortunati erano ancora infortunati, quindi ci mancavano 7 giocatori importanti per la nostra rosa, per il nostro cammino. A Ghilarza è successo che l'arbitro ha dato un rigore, chiaramente era evidente anche per la squadra avversaria che non c'era, quindi ha fatto un errore. Diciamo che i ragazzi sull'errore hanno pensato che ci fosse malafede, da lì sono nate delle proteste dove i ragazzi non si sono controllati uno dopo l'altro e si sono fatti espellere. Quello che dispiace è che siamo stati noi gli artefici di noi stessi, perché poi anche gli arbitri possono, come abbiamo già detto, possono sbagliare, possono fare anche se si pensa che possa essere fatta apposta come è successo, però dovevamo andare avanti, tra l'altro hanno pareggiato la partita, quindi noi eravamo sempre in parità e niente, ripeto, la colpa è la nostra. Con 2 gare, 0 punti, torniamo quindi al discorso che facevamo qualche domenica fa, che soprattutto facevi tu, guardando di dietro, dicevi pensiamo alla salvezza, non sogniamo altre cose, ora più che mai. No, vabbè, oggi ci siamo costretti perché comunque è evidente che ci hanno tolto i sogni di gloria per questo campionato, perché quando insegui hai poco da sbagliare, in questo caso ci hanno ridotto la rosa ai minimi termini, cercheremo di portare a casa il massimo nelle prossime partite e cercare di trovare la salvezza prima possibile. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie.